tutti voi, ben trovati a questo appuntamento con A Voi la Linea. Il tema della sicurezza del lavoro è stato al centro di un confronto in mattinata all'Hotel Belvedere di Tricesimo tra CGIL, CISL e UIL e i rappresentanti della Regione. Facciamo insieme il punto della situazione con le interviste di Isabella Gregoratto. Che cosa si può fare anche a livello regionale per creare una cultura della sicurezza? Bisogna cominciare a lavorare fin dai primi anni di scuola, in sostanza. Guardi, l'amministrazione regionale sta lavorando in tal senso. Noi dal 2018 abbiamo iniziato a confrontarci con tutte le parti sociali e datoriali, i soggetti preposti alle verifiche e ai controlli, INPS e gli ispettorati provinciali del lavoro. Abbiamo modificato in tal senso la legge 18 sul lavoro, abbiamo modificato la legge sull'istruzione e dopo la firma del protocollo del 2019 abbiamo dato attuazione a tutti quelli che erano gli accordi in esso inseriti, compreso l'inserimento dei percorsi formativi già a partire dalle scuole. L'abbiamo messo come dato qualificante anche nell'ultimo bando di sostegno economico alle scuole della nostra regione, l'abbiamo fatto nella Omnibus che abbiamo appena approvato, destinando i fondi delle casse edili anche ai percorsi formativi nelle scuole destinati ai ragazzi e alle famiglie. Bisogna continuare a lavorare nella direzione che abbiamo preso nel corso di questi mesi. Io penso che il dialogo col sindacato sia una cosa importante, le istituzioni devono parlarsi, penso che noi dobbiamo recuperare molto nelle attività di promozione della salute, nelle attività delle prevenzioni che sono state messe alla fine della catena quando devono essere all'inizio della catena. Probabilmente questa è anche la ragione per la quale vediamo adesioni alla vaccinazione molto più basse rispetto ad altre regioni italiane. E questo purtroppo lo riscontriamo anche all'interno del sistema sanitario e questo è un dato che preoccupa e quindi è chiaro che bisogna ricominciare a investire dove per troppi anni non si è investito. Ecco, tra l'altro un grande esempio arriva proprio dal mondo produttivo, no? Che si è organizzato per somministrare i vaccini, per far vedere quanto sia importante la salute sul posto di lavoro. Anche in questo caso proprio per quanto riguarda la pandemia. Sì, noi abbiamo sostenuto questo lavoro che il sistema datoriale e le organizzazioni sindacali hanno promosso per la vaccinazione anche nelle attività produttive. Direi che dai primi giorni di giugno questa attività partirà, anche se siamo nel miglio finale perché ad oggi la potenzialità delle persone ancora da poter vaccinare nelle liste nelle categorie non ancora ammesse viene stimato intorno alle 220-230 mila persone. Situazione infortuni sul lavoro, come si pone? Lei avrà fatto un'analisi del territorio nazionale, Friuli, Venezia Giulia, rispetto a tutto il resto d'Italia. Sì, Friuli è nelle medie nazionali, avendo poi tante attività manufatturiere, naturalmente sono quelle attività un po' più a rischio. Quindi il problema è locale, il problema è nazionale, molte cose dipendono dalle iniziative che si possono prendere sul territorio come quella di oggi, molto dipendono da un cambio delle normative, più aiuti all'attività di prevenzione, più aiuti alle imprese che vogliono investire in tecnologia sicura, più formazione per i lavoratori, più formazione per i rappresentanti per la sicurezza. Noi abbiamo fatto dei protocolli a livello regionale, abbiamo fatto anche i protocolli adesso da Covid che ovviamente trattano i temi della sicurezza, che è un tema purtroppo sempre molto attuale e abbiamo visto anche adesso che con la ripresa, diciamo così, un po' della produzione ovviamente sono ritornati a aumentare gli infortuni. Noi siamo arciconvinti che in questo momento ci sia un bisogno disperato di formazione professionale, anche perché avremo un gruppo di lavoratori che risulterà in esubero anche a seguito della crisi pandemica ed altri settori che potrebbero assorbire questi lavoratori tranquillamente, però hanno bisogno di essere formati. La posizione nostra, come quella dei colleghi di CGIL e UIL, è che la sicurezza è una cosa che non si può rilanciare soltanto dopo un evento luttuoso. È una partita che va giocata 365 giorni all'anno, soprattutto sulla formazione, sull'informazione, sull'addestramento, perché è un dato inaccettabile che ancora oggi 3 persone alla mattina vanno a lavorare e non tornano a casa.
Ci spostiamo adesso a Pordenone, dove in questo periodo sono attivi diversi cantieri, alcuni appena partiti, altri in fase di ultimazione. Ha fatto il punto con il sindaco Alessandro Ciriani, il nostro Daniele Micheluz. Sindaco, Pordenone è ancora un cantiere aperto, qual è la situazione dei tanti lavori che ci sono oggi in città? Finalmente siamo alle battute finali. Purtroppo a causa della pandemia e anche del maltempo ci sono stati dei rallentamenti inevitabili, però di fatto ormai stiamo chiudendo quasi tutto, sia le opere più importanti che quelle più impattanti e anche quelle che magari si vedono di meno. Tra poco inaugureremo le facciate restaurate di Palazzo Richieri, abbiamo recuperato il bellissimo lavatoio di Via Gorizia, i lavori di captazione idraulica nel quartiere di Rorai, la 4 novembre al Sacro Cuore completamente nuova, col nuovo anno scolastico i ragazzi avranno una scuola 4.0 e poi importante la partenza dei lavori del quartiere di Rorai, un quartiere che ha bisogno di un restyling profondo, radicale. Non è pensabile partire tutto in un colpo perché significherebbe metterlo letteralmente a soqquadro. Partiremo col primo lotto a fine estate e poi progressivamente andremo avanti. È una strategia che abbiamo utilizzato per tutta la città, che riguardasse il centro o la periferia. Lavorare per quadranti, recuperare i finanziamenti e poi trasformarli in progetti concreti. È quello che faremo fino all'ultimo giorno di questa amministrazione, poi decideranno gli elettori. E anche per Borgo Meduna ci sono delle novità. Beh sì, perché c'è un progetto di idee, quindi chiedere a professionisti, esperti di esprimere la loro fantasia, la loro capacità progettuale che poi dovrà essere condivisa con i residenti. Appena il tempo lo permetterà, ovviamente anche quando le norme anti-Covid, quindi questione di poco tempo, diventeranno meno stringenti, convocheremo i cittadini per far vedere loro quali sono le proposte e raccogliere i suggerimenti più opportuni. Questo perché? Perché Borgo Meduna di fatto è una porta della città che però ha bisogno di un profondo rimaneggiamento. Se pensiamo a quella schiera, a quella quinta ormai completamente cadente sulla rotonda d'ingresso, ecco, quella deve essere necessariamente eliminata per fare spazio a qualcosa di funzionale e di intelligente. Lo faremo condividendolo ovviamente con i cittadini, al pari di altri quartieri dove alcuni lavori, penso al Sacro Cuore per esempio, gli appartamenti per gli anziani semi-autosufficienti, il lavoro che stiamo facendo con l'ente di decentramento regionale per realizzare la scuola al Sacro Cuore piuttosto che la casa dell'attività a Vallenoncello, sono tutte frutto di finanziamenti ricevuti, definiti insieme ai cittadini che oggi stanno trovando compimento. Prenderà il via il 27 agosto la 30ª edizione di Mittelfest, che è stata presentata oggi, incentrata quest'anno sul tema degli eredi, un'importante anticipazione già a giugno dedicata ai giovani. Per la sua 30ª edizione Mittelfest punta a recuperare in maniera profonda la propria dimensione internazionale, c'è un legame ancora più forte con il territorio e poi un'apertura a tutti in termini di spettatori con un'attenzione particolare per le famiglie. Sì, corretto. Il progetto è molto importante ed era, come abbiamo preannunciato lo scorso anno, era un allargamento nello spazio nel tempo, spazio come territorio nel tempo, proprio come numero di spettacoli, eventi eccetera eccetera. Abbiamo ritenuto importante, partendo dal progetto Mittelyoung, di coinvolgere i giovani. Abbiamo fatto dei progetti sul territorio usando ad esempio le mappe parlanti all'interno del Mittelland con la logica di coinvolgere le famiglie sempre di più nella fruizione della cultura. Il nostro obiettivo è quello di essere una piattaforma che fa cultura, che fa economia, che lega il territorio e quindi locale ed internazionale, diciamo al tempo stesso, e chiaramente le famiglie per noi sono una cosa importante. Si punta a riempire Cividale, ma appunto a pensare a spettacoli che siano davvero alla portata di tutti. Sì, anche questo è un lavoro che il direttore artistico Giacomo Pedini ha portato avanti. Anche nella programmazione abbiamo puntato ad avere una programmazione durante la giornata proprio per poter permettere la fruizione. Sono tornati gli spettacoli di marionette, il circo, insomma tante cose, novità che riteniamo daranno gusto alle persone che verranno a vederci e credo sarà una bella edizione. Con a fare da cornice il tema che è quello degli eredi. Eredi, anche questo è un tema importante, chiaramente
essendo i 30 anni di Mittelfest è un compleanno importante e il tema eredi è un tema molto ampio che si congiunge sia a questo momento particolare della storia di Mittelfest e un po' a tutta l'eredità di questo nostro territorio che è un posto molto particolare, di confine, dove appunto abbiamo vissuto tante situazioni positive e non positive. Siamo eredi banalmente di una pandemia, speriamo di essere eredi di una pandemia che ci ha lasciato dei segni e quindi lo spirito, il termine eredi è un termine veramente molto pregnante, anche questo è molto, come dire, interessante come sviluppo e su cui abbiamo lavorato per dare delle risposte. Quest'anno abbiamo pensato, soprattutto dopo questo lungo periodo di chiusura, di immaginare un festival concentrato a Cividale del Friuli con l'idea di poter fare un'esperienza a 360 gradi per 10 giorni con spettacoli tutta la giornata, con un'attenzione particolare a ogni tipo di pubblico, con un rilancio importante del pubblico delle famiglie. Ci saranno nomi importanti che verranno apposta a realizzare produzioni per noi come Lino Guanciale con Europeana, come Neri Marco Re in una collaborazione con Ravenna Festival per un concerto dedicato a Dante, ma importantissimi sono naturalmente gli spettacoli dall'estero, dall'area centroeuropea balcanica e le importanti collaborazioni che abbiamo con le realtà della regione, a partire dall'FVG Orchestra che terrà il concerto inaugurale, ma penso anche ad Arlef che insieme all'Accademia Naonis porterà qui Tosca a cantare in friulano, penso al Conservatorio Tomadini, al Conservatorio Tartini, a Piano FVG, a Progetto Musica e per i bambini a Circo all'incirca, quindi monteremo uno chapiteau e a Citia di Gorizia, Ortoteatro, quindi c'è una ricchezza di proposte e poi anche un bel progetto nuovo con Piano FVG per pianoforte e danza. C'è un filone molto importante che punta a valorizzare e anche a premiare i giovani. Sì, è molto importante, soprattutto dopo quest'anno in cui chiaramente le opportunità per i nuovi artisti, le nuove formazioni sono state pochissime. Mittel Young è il progetto che abbiamo costruito, sono stati selezionati 9 spettacoli da 30 under 30, dopo che sono arrivate ben 160 proposte dall'Italia e dall'Europa. Saranno programmati tra il 24 e il 27 giugno e poi di questi 9, 3, uno di teatro, uno musica e di danza, andranno a Mittelfest. Anche qui cruciale la logica di collaborazione regionale grazie agli 8 partner con cui abbiamo costruito il gruppo dei curatores e poi anche allo stesso tempo lo sguardo in prospettiva mitteleuropea che è la forza di questa regione che sta proprio al centro, al confine delle relazioni tra la Mitteleuropa e i Balcani. A voi la linea termina qui, subito dopo la pubblicità appuntamento con Pronto chi parte, si parlerà di viaggi. Arrivederci.